Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Femminicidio a Gela, arrestato il compagno della donna picchiata a morte, un bracciante agricolo romeno di 40 anni, suo connazionale. Catania, nuovo episodio di violenza, un giovane straniero denunciato per possesso di arma è stato aggredito ieri sera. Ancora ignoti i motivi del pestaggio a opera di 3 persone. Risvegliata dal coma la ragazza caduta dall'auto durante una lite con il fidanzato a Piazza Armerina, cauto ottimismo dei medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La giovane avrebbe detto di ricordare l'accaduto, confermando la prima dichiarazione resa ai sanitari. Trema il quartiere Brancaccio a Palermo, le dichiarazioni di un nuovo pentito di mafia potrebbero scompaginare il mandamento che ha nel pizzo una delle prime risorse. Nel Mediterraneo si muore ancora. Sicilia 24, la denuncia di Viviana Di Bartolo, coordinatrice dei soccorsi della Humanity One. La nave è arrivata a Porto Empedocle con 2 cadaveri tra i 41 migranti salvati a sud di Lampedusa. In arrivo anche i droni per combattere l'inciviltà a Catania. L'amministrazione comunale rilancia la lotta all'abbandono dei rifiuti. Calcio, il Catania torna alla vittoria in campionato nel derby contro il Siracusa. Il Massimino finisce 2-0 con la soddisfazione di Toscano. Per gli aretusei è il baratro con la 7ª sconfitta stagionale. Serie B, dopo la sosta per le nazionali, il Palermo tornerà in campo domenica 19 nel big match contro il Modena al Barbera per puntare al primato. Bentrovati, omicidio, femminicidio a Gela, anzi nel quartiere San Giacomo. Una donna di 64 anni è stata picchiata a morte dal compagno, lo ricordiamo, un bracciante agricolo di 40 anni, suo connazionale. L'uomo è in carcere. Sentiamo Gerry Italia. Sarebbe stata uccisa al culmine di una lite nella sua abitazione di Gela, nel quartiere San Giacomo. La vittima è Veronica Abasa, 64 anni, cittadina romena. A colpirla, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il convivente, anche lui romeno, un bracciante agricolo di 40 anni. La tragedia si è consumata nella notte del 17 settembre, al termine di una violenta lite, forse amplificata dall'alcol. I vicini, allarmati dalle urla, hanno chiamato i soccorsi, ma per la donna non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato fermato poche ore dopo e adesso si trova in carcere. Durante l'interrogatorio avrebbe fornito una propria versione dei fatti. L'autopsia ha confermato che la donna è morta per le gravi ferite riportate durante l'aggressione. Un nuovo episodio di violenza domestica che sconvolge la città. Domani la procura di Gela terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati dell'indagine. Adesso andiamo a Catania. Un giovane straniero è stato aggredito in centro città. I poliziotti sono intervenuti e lo hanno trovato armato e l'hanno così denunciato. Questo episodio riporta all'attenzione la recrudescenza di violenza nel centro storico della città. Eva Spampinato. Un'altra serata di paura nel centro storico di Catania. Un giovane straniero è stato preso a botte da 3 persone in via Lavandaie, alle spalle di Villa Pacini, proprio sotto gli occhi delle persone che passavano da lì. I motivi ancora sconosciuti. Sono stati proprio i passanti, sconcertati da quello che stava accadendo, a lanciare l'allarme alla polizia. Quando gli agenti sono arrivati hanno visto delle persone darsi alla fuga. Il giovane extracomunitario con permesso di soggiorno è stato portato al pronto soccorso con diverse ferite, ma allo stesso tempo è stato denunciato perché lo hanno trovato in possesso di un coltello. Il pronto intervento degli agenti ha evitato il peggio, ma la preoccupazione resta alta. Negli ultimi mesi si registrano aggressioni sempre più frequenti nel centro storico. Spesso si tratta di liti tra stranieri, quasi sempre con armi in mano. Solo pochi mesi fa un altro accoltellamento in Corso Sicilia, prima ancora una lite tra posteggiatori abusivi degenerata in aggressione mortale. Andando ancora a ritroso, una donna aggredita mentre passeggiava in centro. La questione sicurezza nel centro storico diventa sempre più pressante. Cittadini e turisti chiedono più presenza delle forze dell'ordine e sistemi efficaci di prevenzione. Occorre disinnescare il clima di paura che serpeggia nelle strade della città.
Ed è morta in Germania dopo 2 mesi di agonia Petra Kunne, una turista tedesca di 63 anni che il pomeriggio del 23 luglio scorso era stata coinvolta in un grave incidente al centro di Sciacca, in provincia di Agrigento, quando insieme al marito e a una terza persona fu investita a piedi da un'auto in corsa. Sulla vicenda è tuttora aperta un'indagine della procura di Sciacca. Alla guida dell'auto, una Honda d'epoca, c'era un 77enne del luogo. È stata risvegliata dal coma. Parliamo della 19enne che a Piazza Armerina si sarebbe lanciata dall'auto durante una lite con il fidanzato. Il servizio. Migliorano le condizioni della ragazza caduta dall'auto durante una lite con il fidanzato, riportando una grave emorragia cerebrale. La prognosi rimane riservata, ma c'è un cauto ottimismo sulla ripresa. I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta questa mattina hanno risvegliato la 19enne dal coma farmacologico indotto. La ragazza avrebbe detto di ricordare tutto quello che è accaduto venerdì sera, confermando il racconto fatto ai sanitari quando era ancora cosciente. Abbiamo litigato, io volevo tornare a casa, lui mi ha detto no, ti riaccompagno io. Allora ho aperto la portiera e mi sono lanciata dall'auto in movimento, sbattendo la testa sull'asfalto. L'incidente si è verificato nel quartiere Canalotto di Piazza Armerina, dove i giovani sono ben conosciuti. Nelle prossime ore la 19enne sarà interrogata dalla polizia, che ha già sentito il fidanzato, un 20enne che lavora in pizzeria, e alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Una giacca nera nel canalone tra la 9ª e la 10ª piscinetta è l'ultimissima drammatica scoperta nelle ricerche di Marianna Bello, la 38enne di Favara scomparsa da 6 giorni dopo il nubifragio che ha devastato la città lo scorso 1° ottobre. I vigili del fuoco stanno svuotando in queste ore le vasche d'acqua dove il capo d'abbigliamento è stato rinvenuto, nella speranza che possa emergere un nuovo indizio utile. Negli giorni scorsi erano già stati trovati il telefonino, la borsa, una borraccia e il portafogli con all'interno la foto di uno dei 3 figli, della donna. A Palermo c'è un nuovo collaboratore di giustizia. Nel quartiere Brancaccio le dichiarazioni del pentito potrebbero scompaginare il mandamento che ha nel pizzo una delle prime entrate economiche. Intanto arriva un nuovo video di denuncia dell'imprenditore palermitano Giuseppe Piraino. Marco Gullà. Brancaccio e altri esponenti mafiosi tremano. C'è un nuovo collaboratore di giustizia, si chiama Vincenzo Petrocciani, ha 43 anni ed è stato condannato a 11 anni in primo grado nel processo al clan mafioso di Brancaccio. Petrocciani collaborerà con la giustizia ed è stato trasferito già in una località protetta. Il suo pentimento è emerso alla vigilia della sentenza del processo di appello nato dal blitz denominato Stirpe, un'operazione che ha fatto emergere uno spaccato desolante con tantissimi imprenditori messi in ginocchio dalla mafia e costretti a pagare il pizzo. Le dichiarazioni del nuovo pentito potranno sicuramente permettere di fare una radiografia ancora più definita del mandamento di Brancaccio e ovviamente procedere con altre indagini e arresti. Nonostante però alcune denunce da parte dei commercianti stanchi di dover pagare il pizzo, in tante altre parti della città il racket continua ad essere imposto, come a Mondello, stando a quello che dice l'imprenditore Giuseppe Piraino, colui che ha denunciato diverse volte i suoi estortori. Mondello paga tutta, Mondello e Partanna pagano il pizzo, a Mondello si paga il pizzo, pagano tutti, tutti significa tutti, specialmente al Valdesi. Mettetevelo in testa questo, mettetevelo in testa, pagate tutti, omertosi, veramente omertosi, deboli, e vorrei capire a chi lo pagate, perché pure i marciapiedi sapete a chi pagate il pizzo a Mondello e Partanna. Pure le piante, qua questo, se gli dici il cognome ti esce fuori. È il 2025 e il tessuto commerciale di Palermo è ancora annerito dalle richieste di Cosa Nostra. In pochi denunciano, in molti pagano e subiscono. Nel Mediterraneo si muore ancora, è la denuncia di Viviana Di Bartolo, gelese, coordinatrice dei soccorsi a bordo della nave Humanity One, arrivata a Porto Empedocle con 41 migranti salvati a sud di Lampedusa, ma tra loro ci sono 2 cadaveri. Sentiamo Gerry Italia.
Nel Mediterraneo centrale si muore ancora. È successo di nuovo a sud di Lampedusa, dove la nave Humanity One ha soccorso 41 persone trovate alla deriva su un barchino in balia del vento e delle onde. A raccontare quei momenti è la gelese Viviana Di Bartolo, coordinatrice dei soccorsi a bordo della nave. Abbiamo trovato sotto bordo della nostra nave Humanity One un barchino che si trovava alla deriva tra le onde e il vento forte. Era veramente difficile lanciare le lance di salvataggio, ma anche questa operazione era molto difficoltosa, così abbiamo messo mari gommoni. Le persone a bordo erano già alcune in stato di incoscienza, erano stremate. Molti dei naufraghi provenienti da Sudan ed Eritrea avevano gravi segni di disidratazione, ipotermia e ustioni da carburante. 2 di loro sono morti durante le operazioni di soccorso. Abbiamo cercato di rianimare 2 persone, abbiamo costantemente dato ossigeno e seguito nella clinica diversi casi medici che avevamo a bordo, erano tutti in forte stato di disidratazione e di ipotermia. E avevamo tutti delle bruciature da carburante importanti. Oggi la Humanity One è a Porto Empedocle. Le salme sono state prese in carico dalla prefettura di Agrigento, mentre i sopravvissuti sono stati affidati alle autorità sanitarie. Purtroppo a mare si muore ancora, si muore di disperazione, si muore perché scappano da posti dove la loro vita è messa in pericolo, si muore perché vengono attuate delle politiche di respingimento e di restrittive nei confronti di questi flussi migratori che portano solo ulteriori morti e ulteriori naufragi nel Mediterraneo centrale. Cambiamo decisamente pagina, code chilometriche questa mattina sulla A29, la Palermo-Mazzara del Vallo, che però poi nella tarda mattinata è stata riaperta al traffico. Ci sono stati 2 incidenti che hanno completamente paralizzato la viabilità. Il più grave, un tir che si è ribaltato nel tratto tra Carini e Capaci, invadendo le 2 corsie. È rimasto ferito anche il conducente. Adelaide Barbagallo. Mattinata di passione sull'autostrada 29 Palermo-Mazzara del Vallo per 2 incidenti che hanno paralizzato il traffico in entrambe le direzioni. Il primo incidente si è registrato tra Carini e Capaci in direzione Palermo, dove un tir ha perso il controllo ed è uscito fuori strada invadendo le 2 carreggiate. L'autista di 60 anni è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato a Villa Sofia. Le operazioni soccorso hanno provocato per diverse ore code chilometriche, con il traffico che ha subito pesanti rallentamenti già da prima dello svincolo di Carini, dove è obbligatorio immettersi verso l'uscita dall'autostrada. Conclusa la rimozione del mezzo, si transiterà sulla corsia di marcia fino alla sostituzione delle barriere di sicurezza. Il secondo incidente in direzione Trapani si è verificato all'altezza dello svincolo di Mondello e ha paralizzato la viabilità in uscita, aggravando ulteriormente la situazione. La presenza di numerosi veicoli coinvolti ha costretto le autorità a chiudere i tratti dell'autostrada in entrambe le direzioni, con conseguenze immediate anche sulla statale 113. Adesso vi raccontiamo la storia di un matrimonio celebrato ma in realtà mai trascritto. La scoperta è dei 2 coniugi all'atto della loro separazione e questa cosa insomma alla fine ha portato tutti in tribunale, compreso il parroco Francesco Triolo. Davanti a quest'altare hanno detto sì, promettendosi amore eterno, un amore durato poi appena 1 anno. Quel matrimonio, celebrato qui nel santuario di Montalto nel 2009, però per lo Stato non è mai avvenuto, perché l'atto civile non è stato trascritto dal parroco Don Lorenzo Campagna. Non ci sono quindi effetti legali e civili. Così i 2 sposi non sposi sono finiti in tribunale, con la donna che ha chiesto all'ex marito il risarcimento delle spese sostenute tra cerimonia, viaggio di nozze e mobili per la casa, ma il tribunale ha respinto il ricorso. I 3 giudici del primo grado, secondo grado e Cassazione hanno ritenuto non foriera di danni per la mia assistita. Don Lorenzo Campagna, oggi 86enne, è restio a parlare. Lo fa nella sua stanza della canonica di Montalto, solo, senza essere inquadrato. E in mezzo a tutte quelle pratiche mi è sfuggito di far pervenire l'atto di matrimonio al comune. Ma tutto questo non sarebbe successo se i coniugi, da me ripetutamente avvisati e sollecitati anche dal comune, avessero effettuato la trascrizione tardiva consentita dalla legge. Ed era questa infatti la soluzione, effettuare una trascrizione tardiva con la firma dei 2, ma l'uomo ha deciso di non firmare quel matrimonio, è proprio il caso di dire, non sa da fare.
Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Catania per mostrarvi un flop, quello della pista ciclabile in via Santa Sofia. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, una pista ciclabile definita un flop, in particolare dai residenti della zona di via Santa Sofia. Andiamo a mostrarvi com'è in questo momento, quali sono le condizioni di questa pista ciclabile nel servizio di Tonino De Mana. Pericolosa sì. È il commento dell'unico ciclista incontrato in quasi 2 ore in via Santa Sofia. Lui, come tanti altri, boccia la pista ciclabile che, in alcuni punti, per la verità, somiglia ad un percorso ad ostacoli o ad un parcheggio. Auto in sosta vietata nelle vie Bergamo e Varese, tracciato ostruito e reso impraticabile anche per i pedoni, costretti a servirsi della sede stradale. Secondo me ha poca utilità, perché parcheggiano le macchine soltanto e non viene utilizzata. È una pista ciclabile, ma la gente la usa come parcheggio perché non passa mai nessuno. Invece di fare la pista ciclabile devono fare dei parcheggi in fondo per la metropolitana. Mobilità insostenibile a Catania, dove pericoli e paradossi si rincorrono. C'è un lato dove la direzione ovviamente in discesa ha una sola corsia, dall'altro dando il doppio senso di marcia, ma siamo sempre sulla stessa direzione con una carreggiata che è stretta. Ripido, assolutamente sconsigliato in discesa e tragicomico l'innesto con la già pericolosa circonvallazione. Basta seguire la fine del tracciato in blu per rendersene conto, con l'immaginario ciclista costretto a risalire un gradino per arrivare sul marciapiede e raggiungere così l'attraversamento pedonale. D'obbligo il segno della croce. Restiamo a Catania, dove l'amministrazione comunale si appronterà dei sistemi decisamente importanti per combattere l'inciviltà. Arriveranno anche i droni, è proprio un vero e proprio modo per rilanciare la lotta all'abbandono dei rifiuti. Sentiamo Desire Ferlito. A breve faremo un intervento importante con di videosorveglianza, faremo un acquisto importante e speriamo che con questi accorgimenti e confidando sempre nella collaborazione e la sensibilità dei cittadini possiamo migliorare. Anche droni contro gli sporcaccioni. L'amministrazione Trantino potenzia le forze in campo contro l'inciviltà e presto 20 droni entreranno in azione a Catania per presidiare il territorio dall'alto su percorso tracciato, con l'obiettivo di scovare gli abitué del sacchetto abbandonato. Altre 40 telecamere fisse agiranno invece nelle zone più sensibili della città, dove sono presenti delle vere e proprie discariche a cielo aperto, mentre altrettante fototrappole saranno spostate di zona in zona per contrastare i cumuli di rifiuti ormai presenti anche nelle aree più centrali della città. Le fototrappole, spiega l'assessore all'ambiente Massimo Pesce, agiranno con un raggio di azione di 40 metri, estrapolando il reato. Lo scatto velo-incivile verrà poi trasmesso direttamente alla centrale operativa. Queste novità aspettano la delibera del Consiglio Comunale, attesa nei prossimi giorni, e potrebbero essere in funzione entro un mese. Dopo l'arrivo dei 100 nuovi vigili a Catania, dunque, l'amministrazione continua e rilancia con questa importante iniziativa, finalizzata al rispetto delle regole in città, che spesso regala cartoline poco edificanti. Adesso torniamo ad occuparci del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. È un po' un paradosso, perché da una parte viene premiato a Washington come eccellenza mondiale, prima volta per una struttura in Italia, dall'altra parte la regione lo declassa semplice SPOC di Palermo. Francesco Triolo. Il centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina continua a raccogliere premi, l'ultimo a Washington, dove il Bambin Gesù ha ricevuto il Gold Level Health Award per l'eccellenza raggiunta nei supporti salvavita, un riconoscimento che premia programmi in tutto il mondo che si distinguono per l'implementazione di processi, procedure e sistemi che promuovono l'assistenza sanitaria e che rappresenta per i pazienti e le famiglie l'impegno e l'alta qualità, con protocolli definiti per i pazienti e formazione avanzata di tutto il personale. A ritirare il prestigioso premio la dottoressa Rosanna Zanai, la dottoressa Daniela Grasso, la dottoressa Ines Andriani e la dottoressa Chiara Tornambè. Il CCPM di Taormina è la prima struttura in Italia a ricevere questo riconoscimento e la quinta in Europa.
Tutto questo sembra paradossale, mentre cresce la polemica sul futuro del reparto. L'inserimento come Spock di Palermo potrebbe indurre il Bambino Gesù a lasciare l'ospedale San Vincenzo, soprattutto a causa dei numeri inseriti nella relazione presentata dalla Regione al Ministero, numeri che secondo diversi fronti politici e sindacali non sarebbero veritieri, ma solo spiegati da logiche politiche per favorire Palermo. Adesso ci fermiamo e subito dopo la pausa il calcio. Siamo al calcio, il Catania ha vinto 2-0 il derby contro il Siracusa, soddisfatto Toscano, meno Turati per i rossazzurri, dunque un ritorno alla vittoria dopo un mese per gli aretusei e invece la 7ª sconfitta stagionale. Marco Carli. Un gol per tempo, 2-0 finale, nessun rischio corso. Il Catania torna ai 3 punti con un piano tattico studiato in settimana ben eseguito che non ha soddisfatto i tifosi dal punto di vista del gioco, soprattutto nella fase iniziale del secondo tempo, ma che per meriti propri e dei meriti del Siracusa racconta di una partita vinta alla fine giustamente. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché secondo me hanno fatto una partita perfetta, hanno interpretato il piano gara che avevamo preparato durante la settimana, perché se non affronti il Siracusa in questa maniera ti crea sempre pericoli. I gol, l'ormai solito Lunetta aveva detto prima della partita basta giocare, il ruolo conta poco, lo dimostra anche nel derby. 5° gol stagionale. Nella ripresa l'altro bomber, anche se di mestiere fa il difensore, Mario Ierardi, destro preciso e soprattutto l'intuizione di seguire l'azione. 3° gol in campionato. Siracusa poco, anzi nulla in attacco. 7ª sconfitta, ma soprattutto la prestazione non ha convinto Turati, nonostante una squadra che ha tenuto per diverse fasi il pallino del gioco. Noi non siamo stati assolutamente bravi e non siamo stati brillanti come in altre occasioni ad impensierire la difesa avversaria, quindi andiamo via molto rammaricati da qua. In casa Catania c'è il ritorno di Caturano, accolto trionfalmente dal pubblico, ha avuto 2 occasioni, non le ha concretizzate, ma le sensazioni, dice, sono positive. Sono molto orgoglioso di indossare questa maglia e penso che tutta la piazza se ne sia accorta, perché ci tengo tanto a dare una mano e un mio contributo a questa piazza, a questa società, a questi ragazzi che veramente se lo meritano. Adesso ci occupiamo della Serie B, c'è sosta al momento per quanto concerne la prossima settimana per l'impegno, la settimana in corso scusate, per l'impegno delle nazionali. Il Palermo dunque tornerà in campo domenica 19 per puntare alto, per puntare al primato nel big match contro il Modena. Sentiamo Marco Gullà. Dopo una notte da primo in classifica, il Palermo è tornato secondo, scalzato dal Modena che ha battuto per 2-0 l'Entella. Poco cambia, dopo la sosta al Barbera ci sarà proprio il big match tra i rosanero e i canarini. Il 19 ottobre alle 15 i siciliani avranno la possibilità di controsorpassare il Modena dell'ex Di Mariano, titolare inamovibile della squadra di Sottil. I numeri esaltano l'operato del Palermo, soprattutto in difesa, con 3 soli gol subiti. L'ultimo segnato dallo Spezia, indolore, e che non ha inciso sul risultato finale. È importante perché secondo me con la difesa si vince i campionati. Peccato che abbiamo preso gol perché un gol che non potevamo fare, diciamo, tanto. Terminato il tour de force, il Palermo può tirare il fiato. Inzaghi ha concesso 3 giorni di riposo alla squadra che rientrerà in città mercoledì per la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Torretta. Mercoledì sono in programma gli esami per Bani. Il difensore ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra ed è stato sostituito a metà primo tempo della gara con lo Spezia. Non sembra nulla di grave, ma le sue condizioni vanno valutate in vista della ripresa. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque finisce qui questa edizione di Sicilia 24. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale su questa rete alle 19, ma vi ricordo che tra poco, dopo la sigla, inizierà Anteprima Corner, trasmissione come sempre insomma, che approfondirà le tematiche calcistiche relative alle ultime gare di campionato delle squadre siciliane, con Angelo Gagliano in studio, che sarà poi anche il conduttore come sempre dell'appuntamento serale tutto dedicato al Catania, quello di Corner alle 20:45. A tutti un buon pomeriggio.